A breve scadrà la gestione commissariale del servizio idrico in provincia di Agrigento. Si moltiplicano gli incontri tecnici per evitare pericolose discontinuità. Violenze e abusi sessuali su disabili psichici malnutriti, in manette anche agrigentina. Morta bimba di 11 anni a Palermo, i genitori non erano vaccinati, a contagiarla la sorella dopo un viaggio in Spagna. Il bollettino di Agrigento segna 119 casi, 10 ricoveri e 3 morti. I comuni con più casi sono Favara, Palma, Porto Empedocle, Caltabellotta. La squadra mobile arresta 2 scafisti al centro di accoglienza di Lampedusa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Si avvicina sempre di più la data di scadenza della gestione commissariale del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, che come noto terminerà il prossimo 2 agosto e si moltiplicano gli incontri tecnici per evitare buchi e pericolose discontinuità. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nella riunione svoltasi in prefettura per la vicenda idrica nella nostra provincia, alle presenti dei vertici dell'AICA, del commissario straordinario Venuti, dell'assessore agli enti locali Zambuto, dei sindaci e del prefetto, sono stati discussi gli aspetti tecnico-operativi della gestione del servizio idrico, con un particolare riguardo all'esigenza di utilizzare il personale e mantenere quindi il rapporto con le ditte che eseguono i lavori di manutenzione, resi particolarmente complessi dalla sussistenza di una procedura di fallimento delle società Girgenti Acque e Idrotecne e dai necessari e imprescindibili rapporti con la curatela fallimentare. In particolare, nel corso della discussione è emesso che i vertici dell'AICA e i componenti del Consiglio di amministrazione sono già al lavoro per stabilire le soluzioni giuridicamente idonee per un contratto temporaneo di affitto del ramo d'aziende dalla curatela fallimentare per il passaggio al nuovo organismo del personale che opera alle dipendenze delle 2 società fallite. Durante la riunione, inoltre, i sindaci hanno evidenziato lo sforzo comune e l'impegno che consentirà dal prossimo 2 agosto, con il ritorno alla gestione in-house, di attivare le potenzialità per garantire una migliore erogazione del servizio idrico. Lei è dimissionaria, però è sempre presente. Assolutamente sì, ho sempre detto fino al 3 agosto rappresenterò la mia comunità. È importante avere lo Stato dalla nostra parte in un momento in cui c'è molto risentimento anche da parte dell'opinione pubblica, e fare le cose per bene, essere oggi ospiti qui in queste stanze è veramente da conforto per tutti noi sindaci che troppo spesso purtroppo ahimè siamo un po' abbandonati. Abbiamo visto il conforto sia alla politica da parte dello Stato e credo sia veramente importante come segnale di un buon inizio, una buona partenza per questo nuovo servizio idrico. Sindaco, Agrigento sta soffrendo la penuria d'acqua, diverse notizie ci arrivano che l'acqua viene data a intermittenza, ci sarà una normalizzazione del servizio idrico in un periodo estivo fortemente critico? Sì, spero di raggiungere l'obiettivo, anch'io ribadisco quello che hanno detto poco fa i miei colleghi, fortunatamente sia la politica che lo Stato è accanto a noi. Per quanto riguarda le penurie dell'acqua sono provocate da un ridotto litraggio al secondo, per problemi naturalmente estivi che non lascio qui a commentare, poi anche perché ci sono tantissime riparazioni, tantissimi interventi da fare e che sono rimasti indietro. Anticipo che già ho fatto un'ordinanza l'altro ieri e quindi stiamo iniziando noi con imprese nostre, congiuntamente a quelle dell'ex Girgenti Acque, a iniziare le riparazioni. E la CNA punta i piedi sui debiti pregressi di Girgenti Acque. Vediamo. Siamo con Claudio Spoto, segretario della CNA. Un incontro oggi in prefettura tra AICA, l'amministrazione prefettizia, il prefetto e gli assessori agli enti locali. Ecco, come vede la situazione del futuro dei lavoratori, dell'impresa, ma anche del pregresso? C'è un problema che lei ha evidenziato in maniera particolare? Siamo qui in attesa di conoscere l'esito della riunione, c'è un incontro, come diceva lei, in prefettura per capire un po' come si muoverà questa macchina, questo nuovo soggetto l'AICA che dovrebbe prendere le redini in mano del servizio idrico integrato a partire dal 2 agosto e quindi tra qualche giorno. Ovviamente il presente e il futuro sono importanti sia per le imprese, per i dipendenti, soprattutto per i cittadini, in modo
modo che possano avere regolarmente l'acqua a casa. Però c'è anche il progresso, quello che è maturato dal 16 marzo ad oggi, per capire un po' come bisogna far fronte a questi debiti che il sistema ha accumulato nei confronti delle imprese. Quindi noi siamo qui per conoscere l'esito, perché vogliamo un po' capire come bisogna procedere e che risposte arriveranno da questo importante tavolo di oggi rispetto a quello che è il progresso, il presente e il futuro delle imprese. La Regione ha fatto la sua parte con questi 10 milioni, quantomeno c'è un iter avviato. Sì, la Regione ha stanziato 10 milioni di euro per metterla a disposizione di questa emergenza, perché di questo si tratta, un'emergenza nel territorio agrigentino che riguarda il sistema idrico integrato. Questi 10 milioni ovviamente andranno all'AICA per partire, per assicurare il servizio, però noi siamo qui per capire anche se questi 10 milioni qualche fetta potrà essere utilizzata e dovrà essere utilizzata, noi ce lo auguriamo, per poter pagare i debiti che ha assunto la commissione prefettizia, la Girgenti Acque in questo periodo, perché ovviamente le imprese sono sul rischio di poter fallire, non possono permettersi questo lusso. Come abbiamo sempre detto in questi giorni, il fallimento di Girgenti Acque non può portare al fallimento delle imprese. Scoperta struttura lager nel Nisseno, domiciliari 51enne agrigentina, violenze e abusi sessuali in comunità. Vediamo. I carabinieri del gruppo tutela della salute di Napoli, collaborati dai colleghi di Caltanissetta, hanno eseguito 5 ordinanze di custodia personali emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, Gigi Omar Modica, su richiesta della locale procura nei confronti di titolari e dipendenti di una struttura socio-assistenziale per disabili psichici, posta adesso sotto sequestro. In carcere è finito Vincenzo Biundo, 63 anni, di Serra di Falco, ai domiciliari Giovanni Rocco Scordino, 51 anni, di Serra di Falco, e Anna Rosa Milazzo, 51 anni, di Agrigento. Sospensione per 12 mesi dall'attività lavorativa nei confronti di Santa Martino, 75 anni, Giuseppe Milazzo, 24 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica Nissena e condotte dal NAS di Ragusa, con servizi di osservazione e pedinamento, ispezioni ed anche attraverso attività tecnica di intercettazione telefonica, ambientale, audio e video, hanno permesso di disvelare la scellerata condotta degli indagati nelle 2 strutture lager, all'interno delle quali erano ospitate 9 persone affette da disabilità psichiche di varia gravità. L'attività investigativa è scaturita da un controllo eseguito nell'ambito di servizi disposti in campo nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, d'intesa con il Ministero per la Salute, finalizzati a monitorare la corretta gestione delle strutture socioassistenziali dedicate a ospitare le fasce più deboli della società. Durante questo controllo sono state evidenziate gravi anomalie nella gestione delle 2 comunità in relazione alle condizioni strutturali, igienico-sanitarie, funzionali e organizzative che facevano dedurre la non appropriata assistenza sanitaria degli ospiti. Successivamente le nuove investigazioni hanno permesso di scoprire numerosi casi di maltrattamento fisico nei confronti dei disabili mediante violente percosse, spesso utilizzando sedie o bastoni come oggetti contundenti, schiaffi e pugni. I pazienti erano vessati con ingiurie, abbandonati, malnutriti, alimentati soltanto con riso o con pane raffermo ammollato in acqua o nel latte e recuperato dagli scarti dei panifici del luogo. Emblematico è un episodio dove uno degli ospiti, cieco, viene picchiato brutalmente dall'operatore perché colpevole di aver urinato al di fuori del water. Raccapriccianti sono le immagini delle telecamere che riprendono l'operatore che conduce per mano il disabile, tra l'altro anche non vedente, lo fa sedere e poi si accanisce sulla mano destra dell'anziano facendolo inginocchiare. In questo contesto le telecamere hanno anche svelato diversi casi di violenza sessuale da parte di uno solo degli indagati nei confronti di un'anziana ospite non in grado di autodeterminarsi. Quest'ultimo si è reso anche responsabile di abbandono di incapaci e di esercizio abusivo della professione infermieristica per aver somministrato, benché sprovvisto di specifico titolo professionale, medicinali agli ospiti a lui affidati.
È morta la bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale di Cristina di Palermo, che si trovava ricoverata da diversi giorni nel reparto di terapia intensiva Covid all'ospedale dei bambini dopo aver contratto la variante Delta. La piccola era affetta da una malattia metabolica rara. A contagiarla era stata la sorella maggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati positivi al virus. Migliorano invece le condizioni di salute del piccolo di 2 mesi, anche lui positivo al Covid, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cervello. Bollettino pesante è quello che fa riferimento alla giornata di ieri, 27 luglio, sull'andamento epidemiologico in provincia di Agrigento. Sono 119 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Aumento vertiginoso anche dei nuovi ricoveri, ben 10. Si registrano anche 3 nuove vittime a Favara, Naro e Palma di Montechiaro. Sono 25 le persone ricoverate negli ospedali, 23 a Ribera, 2 ad Agrigento. 4 persone si trovano in terapia intensiva all'ospedale di Ribera, 3 persone si trovano ricoverate all'hotel Covid di Sciacca. A Favara ci sono 238 contagiati, Palma di Montechiaro 90, Porto Empedocle 91, Agrigento 89, Caltabellotta 83 positivi, San Giovanni Gemini 37, Cammarata 35, Naro 26, Sciacca 26, Canicattì 25, Licata 25, Ravanusa 25, Siculiana 26, di cui 25 migranti ospiti a Villa Sicania, navi di accoglienza 64, Realmonte 13, Aragona 12. Io credo che i provvedimenti del governo centrale, cioè di stabilire alcuni gradi di libertà superiori a chi ha già fatto la propria vaccinazione e quindi è in possesso del Green Pass, sarà sicuramente uno stimolo per rilanciare la campagna vaccinale che negli ultimi tempi era un po' più ferma, quindi convincerà sicuramente le persone indecise a giungere a vaccinarsi, perché così aumenta i loro spazi di libertà e le loro capacità di movimento. Lo vediamo dal provvedimento che appunto permette alcune cose a chi è vaccinato, a chi ha fatto dei tamponi, ma soprattutto a chi è vaccinato, almeno con la prima dose, quindi sicuramente questo darà un rilancio ulteriore a tutti gli indecisi di cominciare a approcciarsi alla campagna vaccinale. I numeri della provincia di Messina hanno proceduto un po' così, diciamo a step, davanti abbiamo avuto delle giornate e anche dei periodi di intensa campagna vaccinale. Negli ultimi giorni e nell'ultimo periodo c'è stata un po' di flessione dovuto anche magari al periodo estivo, al fatto che la gente pensa di rinviare a un successivo momento questo vaccino, ma invece lo vediamo che è importantissimo farlo e farlo più velocemente possibile, perché appunto la variante Delta, che sta diventando ormai dominante anche nel nostro territorio, si propaga con una velocità che è superiore a quella del vaccino. E quindi per proteggersi l'unico metodo effettivamente per salvarsi la vita è quello di vaccinarsi con la prima e la seconda dose, perché abbiamo visto che in realtà anche quando si viene contagiati dopo essere stati vaccinati si ha una forma molto lieve, quasi nulla di malattia, cioè non si passa dallo stato di contagio allo stato di malattia. Green Pass obbligatorio per i docenti, ma i presidi chiedono lo sia anche per gli studenti. Il servizio di Lello Casesa. Il Green Pass riaccende lo scontro politico all'interno della maggioranza di governo tra le diverse forze politiche, anche e soprattutto dopo la presa di posizione dell'Associazione Nazionale dei Presidi Italiani che, incontrando il ministro dell'istruzione Bianchi, dichiarano Green Pass non solo a professori e personale, ma anche agli studenti che possono farlo per riaprire la scuola a settembre e alternative per i non vaccinati. L'obiettivo del governo è il ritorno a scuola in presenza. È assolutamente necessario, afferma il ministro, che tutto il corpo docente che ancora non si è vaccinato lo faccia entro l'inizio dell'anno scolastico per ridurre al minimo il rischio di contagi e scongiurare l'ennesima chiusura degli istituti. Se non sarà garantita la soglia di sicurezza di personale immunizzato, si potrà valutare l'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale per la categoria degli insegnanti. Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono dall'esito della campagna vaccinale per il personale della scuola e studenti. L'alternativa è la didattica a distanza, lo conferma Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi, che spiega come a livello nazionale l'85,5% del personale scolastico risulta vaccinato.
L'obiettivo di tutto il governo è la riapertura in presenza a settembre, ma è chiaro che oltre al personale scolastico serve anche l'obbligo di vaccino per gli studenti, ma bisogna valutare le alternative per i non vaccinati. Se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la DAD, anche se sarebbe difficile evitare disparità di trattamento. Il professore Massimo Midiri è stato eletto nuovo rettore dell'Università di Palermo. Midiri, radiologo, ha ottenuto 1463 voti, superando l'altro candidato Francesco Vitale, medico e docente di igiene, con 523 voti. Il nuovo rettore, docente ordinario di diagnostica per immagine e radioterapia, proviene dallo stesso dipartimento dell'ex rettore dell'Università di Palermo, Roberto Lagalla, che afferma: esprimo particolare soddisfazione per l'elezione alla carica di rettore dell'Università di Palermo del professore Massimo Midiri, del quale, anche a ragione della lunga collaborazione professionale e scientifica, mi sono note le doti di competenza, saggezza ed equilibrio. Riforma del settore forestale, il no dei lavoratori. Il piano della Regione non prevede un futuro certo, dicono, per il comparto, e un ricambio generazionale uccide la speranza di una possibile stabilizzazione dei lavoratori. Il nostro direttore Arturo Cantella. In un momento così delicato per la nostra forestazione, dovuto anche alle alte temperature che fanno aumentare gli incendi nei boschi, succede che i lavoratori della forestale vengono licenziati e sospesi. Nel mese di agosto, al posto di mantenere gli operai nei cantieri, vigilando su eventuali piromani e rafforzare così il comparto forestale, si sbaraglia un sistema mettendo anche in ginocchio le famiglie dopo appena un mese di lavoro. Tutto ciò si verifica nella regione siciliana, dove 18.000 lavoratori forestali sono in balia di un sistema lavorativo non attuabile nemmeno in Uganda. Una storia non a buon termine, ma un incubo per i tanti che da decenni sono messi alla porta, umiliati perennemente. Nella fattispecie, la fascia di garanzia occupazionale di 101 giornate attendono 6 mesi per iniziare a lavorare, effettuano solo 34 giornate e vengono licenziati per iniziare tra 2 mesi circa, completando le giornate magari entro il 31 dicembre. Nessuna risposta arriva nonostante la manifestazione di qualche giorno fa, indetta dai sindacati unitari CGIL, CISL e UIL davanti all'Assemblea regionale siciliana. Sentiamo il segretario provinciale della FLAI CGIL di Agrigento, Giuseppe Di Franco. Stamattina FLAI e Guida sono di fronte all'Assemblea siciliana per protestare contro il disegno di legge del governo Musumeci sul settore forestale. Chiediamo la modifica o l'abrogazione di questo disegno di legge che non prevede nessun investimento nel settore forestale, non prevede nessuna tutela del patrimonio boschivo siciliano. Quest'anno già stiamo pagando le conseguenze dell'avvio in ritardo dei lavori di prevenzione. Crediamo invece che bisogna investire in questo settore, bisogna creare le condizioni affinché ci sia una maggiore tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo, la lotta al dissesto idrogeologico, una forestale produttiva. E da questo lavoro bisogna anche migliorare le condizioni di vita dei lavoratori che vi lavorano e prevedere anche un ricambio generazionale che possa permettere al bosco e al suo patrimonio di essere tutelato nel migliore dei modi. Noi crediamo che stamattina i gruppi parlamentari che ci ascolteranno debbano prendere nota delle nostre richieste. Portare quindi le opportune modifiche all'interno delle commissioni in maniera tale che questo provvedimento possa entrare in Parlamento ed essere votato dalla maggioranza dei deputati e creare una riforma seria, una riforma che preveda un futuro della forestale pubblica, che non veda lo smantellamento previsto da questa riforma, che secondo noi va verso una privatizzazione. Noi pensiamo che la forestale debba rimanere dei siciliani, che non ci possa essere più questa devastazione a cui continuiamo ad assistere ogni anno, e quindi veramente chiediamo con forza a tutta la politica siciliana di mettere in campo una proposta seria. A Lampedusa, nel centro di accoglienza, a seguito di intense attività investigative, i poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno arrestato 2 presunti scafisti. C'è il servizio.
La Polizia di Stato di Agrigento, a seguito di intensa e articolata attività investigativa svolta presso l'hotspot di Lampedusa in sinergia e sotto le direttive della Procura della Repubblica di Agrigento, ha dato esecuzione a 2 provvedimenti di fermo indiziario del delitto nei confronti di un uomo tunisino e di un egiziano, responsabili del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A seguito di numerosi sbarchi che si succedono incessati a Lampedusa dall'inizio della stagione estiva e nonostante le difficoltà connesse al rispetto della normativa anti-Covid-19, la squadra mobile di Agrigento è riuscita a individuare un tunisino di classe 79 e un egiziano di classe 91 che in violazione alle norme previste dal testo unico dell'immigrazione clandestina trasportavano nel territorio italiano extracomunitari conducendoli dalla Tunisia verso le acque territoriali italiane a bordo di natanti idonei ad effettuare la traversata, procurando agli stessi l'ingresso illegale nel nostro territorio italiano. L'attività di indagine si concentrava in particolare sulla ricostruzione delle dinamiche di 2 sbarchi arrivati a Lampedusa nel giorno del 7 luglio. Il primo avveniva durante la notte con circa 420 migranti giunti su un natante di legno della lunghezza di 16 metri e della larghezza di 4 metri, inadatto a trasportare un tale numero di persone. Il secondo avveniva nel pomeriggio della medesima giornata con 49 migranti arrivati a Lampedusa e a bordo di un natante in precarie condizioni di galleggiabilità. Superate le difficoltà legate anche al timore dei migranti di riferire informazioni circa l'identificazione dei cosiddetti scafisti e per paura di eventuali ritorsioni, gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a individuare compiutamente gli stessi, compendiando un quadro probatorio che ha permesso così di contestare loro agli indagati il reato previsto e punito con le aggravanti di aver procurato l'ingresso sul territorio nazionale di più di 5 persone, di averli esposti a un pericolo per la loro vita, per la loro incolumità e di aver agito allo scopo di trarne profitto anche indiretto. L'esecuzione di 2 provvedimenti avveniva a seguito di trasferimento dei predetti con la nave di linea da Lampedusa a Porto Empedocle. Quindi, espletati gli adempimenti di rito, i 2 migranti sono stati associati alla casa circondariale di Agrigento e nei giorni successivi il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento di fermo, disponendo per entrambi l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Trasferta agrigentina per 3 pescatori amatoriali catanesi che sono stati identificati e bloccati prima di immergersi per poter prendere qualche riccio di mare. Sono stati alcuni passanti che, insospettiti dall'auto che si aggirava nei pressi del porticciolo turistico di San Leone, hanno chiamato il centralino delle forze dell'ordine. Sul posto gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento che dopo un controllo hanno identificato i 3 catanesi armati di bombole e attrezzi per la pesca. Il fatto è accaduto intorno alle 23. Per i 3 soggetti molto probabilmente scatterà il foglio di via obbligatorio con conseguente divieto di ingresso nella città dei templi. Se oggi la condizione economica del settore è questo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Allora bisogna sicuramente invertire la rotta e secondo me bisogna ripartire dal giusto collegamento tra il governo regionale e quello nazionale, perché insieme, difendendo poi le specificità dei territori, bisogna a Bruxelles, dove di fatto si legifera, fare in modo che certi regolamenti illogici e che danneggiano davvero la specificità della pesca del Mediterraneo non possano avere nascita. E se siamo arrivati a questo punto e abbiamo un po' lamentele da tutti i settori, dobbiamo ripensare tutto quello che è stato fino ad oggi e le trattative che sono state fatte con l'Unione Europea. Per me questo è un incontro di alto valore politico, ma è anche un incontro di alto valore istituzionale con le categorie rappresentanti della pesca e dobbiamo ritornare a Roma avendo capito dal vivo e dalle loro parole quali sono le problematiche. Smog, completata rete di monitoraggio per la qualità dell'aria, una centralina di rilevamento installata anche ad Agrigento. Vediamo. Con l'approvazione del piano per la tutela della qualità dell'aria, in Sicilia parte una nuova stagione che oggi trova il suo completamento nella installazione di 53 centraline in tutta la rete regionale. Di queste 53 centraline,
7 in provincia di Palermo, 5 Catania, 2 a Messina e ben 30 nelle aree industriali che hanno particolare attenzione da parte del governo della regione e la necessità di un monitoraggio molto più intenso. Completiamo un percorso che da oggi dà la possibilità anche di attualizzare il piano approvato nel 2018, le centraline sono immediatamente operative. Con questa procedura, con questo percorso di monitoraggio, la Sicilia chiude un tema che è legato ad un'infrazione europea e rende il futuro dei nostri giovani più sicuro. Dopo un po' di tempo finalmente siamo riusciti a realizzare questo grande progetto che è stato fatto con i fondi della Comunità Europea, dalla Regione Siciliana, per la realizzazione della rete di qualità dell'aria che è aderente al piano di valutazione voluto dal Ministero e dalla Comunità Europea. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Trasportava latticini, yogurt, mozzarella e burro con l'impianto refrigerante rotto. Il conducente di un furgone Iveco Daily è incappato lungo la strada statale all'altezza di uno dei bivi per San Leone in un controllo della Polizia Stradale di Agrigento, un controllo che ha fatto venire alla luce che quel trasporto avveniva senza alcuna temperatura controllata, mentre all'esterno c'erano 38 gradi circa. Tutti i latticini, circa 30 kg di prodotto, sono stati posti sotto sequestro e il personale dell'ASP ieri stava verificando se i prodotti fossero da distruggere poiché non più idonei al consumo umano o se invece fossero, poiché non andati a male, ancora commestibili. Il trasportatore è stato anche naturalmente sanzionato. Stefania Auci presenta il suo libro L'inverno dei leoni, la saga dei Florio. Vediamo. Fare un nuovo tipo di narrazione per quanto riguarda la Sicilia e credo di inserirmi in realtà un solco che è stato tracciato da ben altre penne sicuramente più importanti rispetto alla mia, a cominciare dal maestro Camilleri, che ha avuto il grandissimo onore di riuscire a parlare della Sicilia in una maniera del tutto differente rispetto a quella che prima voleva un'isola dominata dalla mafia, schiacciata dal sopruso, anche da una certa arretratezza. Questo tipo di racconto insieme ai racconti fatti e portati avanti da altri autori e da altre autrici fa sì che finalmente la Sicilia stia vivendo una nuova primavera, un nuovo modo di vedersi e di mostrarsi al mondo, quindi ci vuole, secondo me sì, ci vuole un po' di coraggio, un po' di follia per raccontare il bello che c'è in quest'isola. Andando in giro cosa raccoglie? Sicuramente molta attenzione, molta curiosità e anche, perché no, un certo interesse nei confronti di una terra che adesso viene vista in una maniera completamente differente, non soltanto come un luogo dove trascorrere bene le vacanze, non soltanto come un territorio ricco di bellezze naturali, ma anche con una storia, con un suo importante background culturale, quindi è importante, un po' un gioco di parole, ma è importante riuscire a parlare, riuscire a dimostrare con un nuovo linguaggio che c'è del buono, che possiamo essere non soltanto fieri del passato, ma provare a sperimentare nuove strade per il futuro. La domanda che le è rimasta più impressa degli uditori ai quali si è rivolta fino ad ora? Ci sono domande che si ripetono spesso. Quella più originale, secondo me. Ce ne sono state alcune che sono state abbastanza, non credo di... Domanda c'è la mia e a bruciapelo senza... Sì, è una, infatti no, ma ci sta. No, stavo pensando un po' una domanda di una persona che qualche tempo fa mi disse: ma lei pensa di aver scritto un romanzo storico oppure ritiene di aver scritto un romanzo sentimentale? Al che io ho risposto con molta serenità: io ho scritto un romanzo, poi le etichette le mettono le persone, danno una qualifica, ho scritto una storia vera romanzandola, dando gli elementi di fantasia, dando dei tocchi di personalità, però davvero forse è il caso di cominciare un po' a sganciarci da certe etichette e cominciare a guardare alla storia in sé. Ambasciatrice di questo territorio della Sicilia? Ambasciatrice, sono stata orgogliosamente testimonial di Trapani Capitale della Cultura, vivo a Palermo, quindi in realtà sperimento un po' tutte le anime di questa Sicilia occidentale, che è un territorio sicuramente fatto non soltanto di couscous, pesta alla trapanese e mare, è un territorio molto complesso. Grazie. Grazie a voi.
A Salina, un cinema in ricordo di Massimo Troisi. C'è il servizio. Un cinema in ricordo di Massimo Troisi nascerà a Salina. L'isola delle Olie è legata all'attore morto prematuramente. A Salina Troisi ha registrato il film capolavoro premio Oscar Il Postino, che rese celebre nel mondo il tramonto di Pollara. Un set naturale che ha visto nel tempo alternarsi prestigiosi cineasti internazionali. William De Thier, Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni, Paolo e Vittorio Taviani, Nanni Moretti, Michael Radford. Al momento Salina non ha una sala cinematografica né uno spazio per arte e cultura in senso esteso, pur ospitando importanti eventi. Per andare al cinema i salinoti infatti sono costretti a spostarsi con l'aliscafo e pernottare fuori, motivo per cui spesso, soprattutto d'inverno, perdono il piacere di guardare un film al cinema. Da questa esigenza è nato un sogno che sta per realizzarsi: costruire un cine auditorium da intitolare al grande amato regista e attore napoletano. La sede prescelta è quello di Palazzo Marchetti, una dimora dei primi del Novecento, donata a un'associazione culturale da una famiglia isolana emigrata negli Stati Uniti, allo scopo di promuovere attività educative e culturali per gli abitanti dell'isola di Salina e per i numerosi turisti, affinché le isole non si spopolassero e i giovani non andassero via. Da allora i volontari dell'associazione lo hanno trasformato nel cuore di ogni evento artistico. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.